Bene raga, ciao a tutti dal Commentone Veneziano, siamo su F1 Challenge stagione 1994. Prima di spiegare questa mod devo fare una piccola spiegazione delle nuove cuffie. Raga, stiamo parlando delle cuffie nuove della Razer Kraken 7.1 Chroma, che praticamente sono cuffie che cambiano colore ogni 3 secondi, con tutti i colori del mondo, è stupende. Ci sentite la mia voce diversa, raga, perché siete abituati chiaramente con le Logitech, che dopo 3 anni e mezzo sono proprio rotte, non si sentiva più niente. Devo dire che come audio sono spettacolari, sento 100.000 volte meglio e sono soddisfatto, quindi super cuffie. Se voi mi sentite diverso, chiaramente anche l'abitudine, ma vi assicuro che sono 100 volte meglio delle Logitech G35, queste 7.1 Kraken Razer, fanculo. Raga, siamo su F1 Challenge, però stagione 94, ragazzi, qua un super creatore di mod ha creato questa mod, si chiama Valerio, questa mod la potete trovare su Facebook, F1 Challenge VB 1950-2014, sta per uscire anche nel 2015. E trovate tutto, ragazzi, è una mod devastante, dal 50 al 2014, tutti i circuiti, tutti i piloti, tutto di tutto, addirittura c'è tutte le... Cioè, praticamente, se voi fate tipo, non so, Gran Premio del Brasile, stagione 80, avete gli sponsor di quegli anni, cioè, è una roba devastante. Allora, raga, proviamola e andiamo. Gran Premio di Spagna, Catalogna. Ragazzi, alla fine ho deciso di fare un test, perché la gara ho visto che era un po' un problema con Fraps, perché chiaramente questa mod ha degli aggiornamenti, delle cose grafiche diverse rispetto al gioco base, quindi faccio un po' di fatica. Vai, facciamoci un giro a Catalogna. (1994) con Ayrton Senna, perché Ayrton è sempre nei nostri cuori. Ayrton sarà l'immortale, per sempre vivo. Veramente Valerio che ha creato questa mod, non so come ha fatto, veramente qualcosa di incredibile. Chiaramente su... Cioè, si va dal 50 al 2014, quindi qualche bug in qualche pista c'è, magari... Ho visto in Argentina, per esempio, che le macchine vanno un po' più lente rispetto a... rispetto a io vado... Giro 2 secondi più veloce, non capisco il perché, però... Comunque ne vale la pena, ragazzi. Ne vale proprio la pena. Non mi ricordavo sta chicane, però devo ancora provarla sta mod. Ho fatto Catalogna, non mi ricordavo sta chicane così, però. Comunque nel complesso una mod era assolutamente, perché poter comunque giocare tutte le stagioni è una cosa devastante. Cioè la patch pesa 80 giga, ragazzi, 80 fottutissimi giga. Speriamo di non avere rallentamenti con Fraps, perché io li vedo, poi nei video non ci sono. Vai, speriamo di fare un buon giro. Vai Ayrton. Veramente durissimo da tenere le monoposto di questi anni qua, sotto il 94, macchine scorbutiche, macchine pazze, macchine anche pericolose. Incidente di Alesi nei test pre-campionato. Incidente a Barrichello quasi mortale. Incidente a Ronald Ratzenberger, purtroppo mortale. E il 1° maggio lo sapete voi, ragazzi, io non lo dico. Questa non mi ricordo, cazzo, non me la ricordo sta chicane fatta così. Occhio, il giro un po' del cazzo, ragazzi, che stiamo provando per vedere un po' le cuffie e la mod. Vai Comendone, spingi a fondo. Giro abbastanza di merda, ma va bene. Buono, raga. Adesso vediamo un po', anche se... Vediamo anche un po' se si vede lag. Se non si vede lag potrei magari fare qualche gara così per vedere un po' anche in pista questa bellissima mod. Quindi, raga, se volete questa mod qua, Facebook, scrivete F1 Challenge VB Venezia Bari 1950-2014 e trovate tutto. 80 giga di roba, sono 23 parti da 20 giga scompattate. E dopo vai di 80 giga. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano. Ciao!